ci hai portato... Pecorino, ne vuoi? Ne vuoi? Ah, ecco, Pecorino, intanto vuoi? buonasera. Pecorino, ne vuoi? Pecorino, ne vuoi? Ma Pecorino. Buonasera, ne intanto vuoi? ci colleghiamo con lo stadio Bentegodi perché abbiamo Giannan Gavino. Lei è tifoso dell'Hellas però. Sì, allora mio genitore 1, genitore 2 erano di Spinimbecco Ah, e poi trasferiti a Cagliari, si sono, lavoro trovato hanno e è nato io sono. Al calcio d'angolo va Marin. Tutta... Dai Occo! No, Comarin, no. La partita è difficile perché incontri una squadra che è rognosa. È venuta qui a lottare col pecorino tra i denti. Però nella tua carriera hai giocato anche con il Cagliari. Falla vedere bene, guardate, Eccola qua, maglia eccola stagione 82-83. Era la maglia di Nicolai quella lì. del Esatto. Cagliari, Ancora le meraviglia. maglie in tessuto di lana. Di lana. Sì. Dopo che si è tolto quella maglietta lì, i muschi licheni c'aveva. Non abbiamo purtroppo le immagini come il tuo bel gol a Belgrado, però hai ricordato un gol di Riccardo Ruffo. Beh, l'anno che si vinse il campionato, vero che sì. Io ero squalificato in tribuna a San Zeno. Quindi la passione c'era, ma anche un po' di agonismo se ti hanno Sì, squalificato. vabbè, una volta che sei lì, una volta che sei lì. Quelli della Stella Rossa, quando vanno nelle trasmissioni, raccontano i cazzotti che gli dava lui. In questo momento a Belgrado a Bianco-Rosso Superstar stanno raccontando dei cazzotti che dava il giocatore giallo-blu. Si chiamava Saketovic. No, finisci pure Beh, il insomma, fece un gol che non se ne vedono neanche in Serie A così belli. Su un lancio da centrocampo, lui era sul vertice dell'area avversaria, è andato in sforbiciata da fuori area, l'ha messa all'incrocio. Ho detto, ma questo lo stiamo allenando noi, gioca con noi questo. Oggi posso sentirmi arrivato nella mia carriera calcistica dopo che un campione d'Italia ha detto E anche Ma ti nella tua daremo- quello carriera- che perché avrei voluto riprendere a giocare, ma adesso posso Ti daremo la cassettina, come si diceva lì. Una cassettina di pecorino. vuoi? No. Ruffo nel 2007-2008 mi comprò 9 forme di pecorino che penso che una ce l'ha ancora, che cammina. Ah, però cammina da sola. È affezionato a questa forma, mica la mangia, però quando arriva a casa la formella arriva così, Scodinzola ti un fa po'. le feste, scodizza. E queste sono cose che fanno piacere a alcuni.